Continuano questi incontri sulla flavescenza dorata, quali sono le iniziative e quanto è importante continuare a parlare di questo problema? Le iniziative sono molteplici da parte di diversi enti, istituzioni e soggetti, dal Consorzio di tutela, dalla Regione del Veneto che comunque ha preso a cuore un po' la tematica. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di darci da fare perché il problema è abbastanza sentito, visto che c'è stata questa recrudescenza abbastanza importante negli ultimi anni. Noi con l'Università di Padova abbiamo messo in piedi, anche come produttori del territorio, questo progetto che come iniziativa l'abbiamo portato avanti nell'anno 2021 ma continuerà anche nel 2020. A noi serve per mettere dei punti fermi per capire bene come si muove questo insetto, questo Scaphoideus titanus, che è sostanzialmente il vettore di questa flavescenza dorata. Dobbiamo mettere dei punti fermi per capire anche come risolvere il problema. Generalmente c'erano una serie di incontri, quest'anno per le problematiche note, Covid, non Covid e una serie di altre difficoltà abbiamo preferito fare un incontro unico. Un incontro in cui presenteremo un progetto che è stato anche in parte finanziato dal Comune di San Pietro di Feletto, ma è stato realizzato dall'Università di Padova con il Consorzio di tutela del Prosecco. E questo progetto ha visto tra l'altro come teatro San Pietro di Feletto, in quanto i vigneti analizzati sono stati proprio qui quasi tutti a San Pietro di Feletto e hanno coinvolto le aziende di San Pietro di Feletto. Quindi presenteremo questo progetto, presenteremo le problematiche relative alla flavescenza dorata, che è una patologia che affligge buona parte dei nostri vigneti, chi più chi meno, e quindi è un tema di grande interesse per i nostri produttori. Abbiamo ritenuto quindi di sostenere questo meritevole progetto, che tra l'altro il nostro già assessore De Pizzol ha in qualche maniera consigliato e seguito per nostro conto all'interno del Consorzio tutela del Prosecco superiore, e quindi ecco, questa sera presentiamo i risultati di questo progetto e facciamo un po' il punto della situazione sull'argomento. Ma come banca di credito cooperativo Banca Prepi San Biagio non possiamo non notare come nel territorio la flavescenza dorata abbia comportato e comporti danni non solo economici ma proprio anche alla viticoltura con la moria delle viti. Come ufficio agricoltura che io rappresento abbiamo avuto delega da parte del nostro presidente Antiga e del consiglio di amministrazione di seguire questa malattia, non solo seguire dal punto di vista tecnico ma anche contribuendo, infatti la banca ha contribuito proprio alla ricerca con l'Università di Padova e di Udine e col consorzio della DOCG. La ricerca è finalizzata a capire come si evolve la malattia, con che metodi si propaga, come magari viene incubata e quindi come si riproduce. È determinante questo perché poi può permettere di capire anche che tipo di tecnologie usare, che mezzi usare per la lotta, ma soprattutto dà un indirizzo territoriale. Infatti diciamo che la ricerca è la prima fase, poi la fase successiva è proprio il modo con cui la malattia deve essere gestita e deve essere, noi diciamo, come un patto sociale, nel senso che tutti gli agricoltori devono, nei confronti di questa malattia, usare gli stessi metodi di lotta che saranno i ricercatori che indicheranno. Questo è molto importante perché forse non riusciremo a debellarla, ma se non altro a ridurla. Come Banca di Credito Cooperativo Prepi San Biagio non potevamo non esserci, perché è nel nostro modo di essere condividere le problematiche del territorio, condividere le problematiche degli imprenditori agricoli e sostenere non solo la ricerca ma anche le scelte economiche degli stessi imprenditori nei confronti non solo della propria azienda ma anche dell'ambiente che ci circonda. Il Consorzio già dall'anno scorso si è fatto subito carico della problematica e si è attivato collaborando con l'Università di Padova nell'organizzare una prima fase di ricerca. Quest'anno invece il Consorzio è stato addirittura capofila di una ricerca molto più ampia che va da queste aree fino a Valdobbiadene
insieme al consorzio però c'è anche la Banca delle Prealpi, c'è anche i vivai cooperativi di Reuscedo, quindi un finanziamento corposo, consistente e necessario per una problematica così importante. Allora, qui a San Pietro di Feletto abbiamo attivato un progetto nel 2021 che riguarda il monitoraggio del principale vettore della flavescenza dorata, che è una cicalina chiamata Scaphoideus titanus, e che negli ultimi anni ha dato dei segnali piuttosto preoccupanti in termini di incremento delle popolazioni. Quindi il progetto è consistito nella implementazione delle tecniche di monitoraggio, la creazione di mappe di distribuzione spazio-temporali dell'insetto allo scopo di intercettare i focolai e cercare di individuare quindi i migliori mezzi di controllo per cercare di spegnere questi focolai che rischiano di causare dei problemi non solo all'azienda che li ospita ma anche alle aziende contigue. Quindi è stata una bella esperienza perché abbiamo coinvolto più aziende nel tentativo di sincronizzare gli interventi di lotta, di formare delle persone più preparate sul tema e di sensibilizzare quelli che facevano interventi magari in epoche poco adeguate a concentrarsi invece nei momenti più caratteristici della fenologia dell'insetto. Dopodiché le altre indagini hanno considerato la diversità genetica dei fitoplasmi e infine l'efficacia dei mezzi di lotta attualmente a disposizione. Non ultimo anche il possibile effetto negativo collaterale che gli insetticidi possono esercitare sugli insetti utili, sugli acari predatori e così via.